Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna su Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e saluto tutti quanti voi che ascoltate. Bentornato. Dunque, io introdurrei il Bamba dicendo solo che oggi dobbiamo proprio dare un Bamba a dei bamboccioni. E ti lascio la parola. Sì, esatto, così. La definizione è perfetta, sono bamboccioni e anche stupidoni, cioè non riesco neanche a definirli in modo, diciamo, abbastanza violento per come meritano. In sostanza, che cos'è la questione? Consiste nel fatto che molti ragazzi che hanno sostenuto l'esame di maturità, anziché presentarsi davanti al professore e cercare di dare il meglio di se stessi, questi ragazzi sono stati muti, non hanno neanche aperto la bocca, convinti di fare una bravata, e invece qui si tratta solo di bocciarli tutti. Questo è secondo il mio modo di vedere. E poi ci sono le solite polemiche. Lo hanno fatto per protesta perché per Gerusalemme, per tutte queste bolle qui che ai ragazzi non devono interessare, devono soltanto preparare un programma scolastico e poi dare delle risposte che dimostrino di avere studiato. Questo invece non è avvenuto e c'è stata una scena muta ma anche imbarazzante per i professori, che comunque giustamente hanno provveduto a una bocciatura collettiva. Sì, tra l'altro i casi sono variegati, alcuni perché è diventata proprio una moda quest'estate, no? Alcuni se la son presa col sistema dei voti, no? Col fatto che vengano giudicati, però mi chiedo, la valutazione non fa parte poi della vita, del lavoro, del percorso che li aspetta? Ah, certo, ma diciamo che per tutti noi, anche che non siamo più studenti da millenni, la valutazione avviene quasi ogni giorno e quindi essere valutati a scuola o sul lavoro è la stessa cosa, e bisogna rassegnarsi a questi metodi che sono i soli che finora l'umanità ha inventato per misurare le capacità di una persona. Certo, altri invece se la sono presa, hanno dato interviste, ovviamente sono diventati un po' degli eroi, coi professori che non li capiscono. Ora io mi chiedo, ci saranno anche pessimi professori, no? Come in tutte le categorie, e lo studente sicuramente bisogna tentare sempre un dialogo con lo studente, però anche qui nella vita non incontreranno sempre persone che li capiranno, no? Cioè, come dire, il degno storto dell'umanità non lo dovranno affrontare in qualche modo. Ma è assolutamente vero, è impossibile procedere con metodi di questo tipo. Bisogna capire che un esame scolastico equivale all'esame di guida, no? Quando vuoi avere la patente devi salire in macchina e dimostrare di essere capace di andare, altrimenti vieni bocciato. E la stessa cosa avviene a scuola, quando tu non apri bocca anziché spiegare quello che sei riuscito magari a malapena a imparare, stai zitto, è ovvio che poi la situazione diventi quasi comica. Sì, indubbiamente. L'acme probabilmente della comicità sono invece quelli, ce ne stati più di uno, che hanno, come dire, hanno proprio politicizzato l'atto, hanno detto di farlo contro il governo e contro il ministro Valditara che li reprime. Sì. E qui, come dire, cosa dire? Qui siamo al massimo. Qui siamo di fronte anche alla stupidità, perché non si può, sono le scuole così da sempre, ci siamo andati anche noi, abbiamo affrontato tutti gli esami, abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, magari brontolando perché la cosa era abbastanza faticosa, però abbiamo portato a termine gli studi con onore, nel senso che abbiamo sfidato i professori fino alla fine, e i professori non erano certo più accattivanti di quelli di oggi,
quindi sono convinto che questa gente dovrà ripetere l'anno e basta, senza troppe balle. Cioè tu sei d'accordo con il ministro Valditara che dice dall'anno prossimo si ufficializza che chi fa scena muta all'orale, non che ha una difficoltà temporanea, ma chi lo fa apposta deve essere bocciato, sei d'accordo con questo? Assolutamente sì, deve essere bocciato perché è una prova, se non altro, di stupidità, altro che di maturità. Sì, direi che probabilmente è il termine adeguato. Mi chiedevo anche, non so cosa ne pensi tu, ma mi sembra che atti come questo, no? Siano fatti da chi vuole stare in una perenne bolla adolescenziale, no? E di fuga dalla vita adulta, per cui il merito, la responsabilità, no? Rendere conto del proprio percorso, insomma, non valgono. Era così anche prima o c'è un peggioramento, diciamo, da questo punto di vista? Il peggioramento è evidente, insomma. Diciamo che quando andavamo a scuola noi la serietà era il punto primo e quindi bisognava studiare. Chi non studiava si rassegnava a prendere un brutto voto e magari a riparare a settembre, come si diceva una volta. Adesso non so più come funziona il meccanismo, perché è chiaro che se tu non studi una materia non puoi essere assolutamente promosso e devi riparare a settembre. C'è poco da fare. Tutti gli altri discorsi sono inutili e sono dannosi e diseducano i ragazzi, che mi pare siano già abbastanza maleducati. Certo, tra l'altro è uscita anche questa surreale polemica da parte loro contro il nozionismo. Ora, il nozionismo secondo me in Italia non c'è da decenni ed è vero che da solo è, diciamo, sterile, però non si può neanche fare una guerra alle nozioni in sé, no? Cioè, sarà di se no cosa vai a scuola a fare se non impari le nozioni? Secondo me è indispensabile imparare le nozioni e saperle bene, e saperle spiegare, saperle motivare. Questa è la maturità. Questi sono esami di maturità, non stiamo scherzando, non siamo in seconda media dove si può tollerare. Qui bisogna sapere, chi non sa a casa. Anche tra l'altro nel suo stesso interesse, no, direi? Beh, direi di sì, deve uscire dalla maturità sapendo qualcosa, altrimenti come farà a affrontare l'università? Cioè, o comunque la vita, diciamo. Ora faccio una domanda di banale curiosità, ma la tua maturità come andò? Boh, senza infamia e senza lode, insomma, non cercavo di cavarne, ma sono cavata. E niente, ho fatto l'università anche lì alla stessa maniera. Non è che fosse un fenomeno, uno studioso particolarmente indefesso, però insomma il minimo indispensabile l'ho sempre preparato. Diciamo che non hai mai fatto scena muta apposta, questo lo possiamo dire. No, non è apposta, perché è chiaro che sai che quando devi sostenere un esame devi imparare la materia, altrimenti è inutile che vai lì a fare il buffone. Sì, mi sembra una precondizione, diciamo. Infatti. Okay. Quindi non possiamo che ribadire il Bamba, i bamboccioni della maturità o della non maturità. Bamba moltiplicato per 100, se lo meritano assolutamente. Se lo meritano tutto, io invece ti ringrazio molto e ti do appuntamento la settimana prossima. Grazie a tutti voi, un saluto, arrivederci. A presto, direttore. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.